Signor Presidente, signori consiglieri, in qualità di relatore di minoranza, ma anche di firmatario di questa proposta di legge, ci tengo a farvi sapere che il tema dell'economia solidale mi sta da sempre molto a cuore. Non nascondo il mio conflitto di interessi. Faccio parte di un gruppo di acquisto solidale a cui in passato ho partecipato in maniera attiva e frequento la bottega del commercio ecosolidale fin dalla scuola dell'obbligo, da quando per acquistare i prodotti bisognava avere la tessera di socio. Ho deciso di impegnarmi politicamente nella convinzione che le istituzioni debbano cambiare e fare i propri modelli che non si limitino a ridistribuire la ricchezza, ma che promuovano uno sviluppo sostenibile sia sul piano sociale che ambientale. È mia convinzione che le istituzioni debbano lavorare per costruire una società più equa, con al centro l'individuo, non mero produttore e consumatore, ma soggetto in relazione solidale alla comunità in cui vive. Questa legge non è, come qualcuno ha detto, mirata alla divulgazione della conoscenza dei principi dell'economia solidale. Questo si fa nelle aule universitarie di economia, nei corsi che insegnano Solidarity Economy. No, questa è una legge che parla di costruzione di comunità locali, la cui coesione si basa su principi di solidarietà e cura dei beni comuni. Una legge che parla di cittadini e di comunità che si auto-organizzano, che condividono valori cardini del loro stare assieme, la solidarietà, la gratuità e la collaborazione. Una legge che ritiene che questa loro forma di organizzazione sociale sia un modello socio-economico, che non deve stare ai margini dell'economia reale, ma che possa essere la strada maestra da percorrere per affrontare la crisi economica, occupazionale e ambientale che stiamo attraversando. Mi ritrovo perfettamente d'accordo su questi principi e auspico quindi che questo Consiglio approvi all'unanimità questa legge. Non posso esimermi però da segnalare, non posso farlo per me, per questa proposta di legge e per il senso di dibattito civile in quest'Aula, che il percorso che i consiglieri di maggioranza hanno scelto di seguire per arrivare a discutere qui oggi questa proposta di legge non ha rispettato i principi stessi della proposta e i principi di leale collaborazione istituzionale. Come spiegato, questa proposta di legge ha avuto una genesi molto lunga. È stata proposta dal Forum dei Beni Comuni del Friuli Venezia Giulia. Io l'ho sostenuta da subito partecipando alle riunioni organizzate dal Forum ed estese a tutti i consiglieri interessati. La condivisione iniziale è durata ben poco, perché 3 consiglieri di maggioranza hanno presentato la proposta di legge nell'estate del 2015 senza alcun dialogo, allo scopo di potersene vantare durante un incontro pubblico. Evidenzia ne il fatto che la proposta è rimasta lettera morta per il successivo anno, senza che il Presidente della seconda commissione, nonché primo firmatario, la portasse in discussione per un adeguato confronto. Nell'estate del 2016, su sollecitazione nostra e del Forum, la legge è stata ritirata. Abbiamo avuto un confronto con il consigliere Codega e il consigliere Gratton, a seguito del quale abbiamo condiviso una proposta, sulla quale il nostro gruppo ha lavorato nel mese di agosto. Potete non crederci, ma è così. Per studiare, migliorare, in attesa di portare all'incontro di settembre una buona proposta di lavoro in condivisione. Il giorno 8 settembre ho ricevuto la seguente mail. Si invia in allegato la proposta di legge, norma per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale. Qualora fosse interessati a sottoscriverla, si chiede di segnalarlo entro le ore 12 di venerdì, quindi il giorno dopo. Ho sottoscritto la proposta, mordendomi le labbra, per non rallentare l'iter e preparando gli emendamenti sulla bozza arrivatami per il successivo passaggio in Commissione. Ho tolto gli emendamenti elaborati in agosto che avrebbero cambiato l'impianto della legge, perché preoccupato di rispettare il lavoro di tutti. La Commissione è stata convocata martedì 8 marzo alle 14:30. Il giorno prima, in via collaborativa, mi è arrivata l'email con gli emendamenti presentati dalla maggioranza. Ho aperto la mail e ho trovato 12 emendamenti per una legge di 11 articoli, 3 modificativi, 9 interamente sostitutivi, che cambiavano sostanzialmente l'impianto della legge, cercando di dare risposta ad un rilievo fatto dagli uffici fin dallo scorso luglio e formalizzati nel dossier arrivato a gennaio.
Perché racconto queste cose a voi, colleghi consiglieri? Per due motivi. Il primo per sottolineare, l'abbiamo fatto più volte noi e altri colleghi delle opposizioni, come sia difficile e faticoso trovare in questa maggioranza spazi per collaborare in modo costruttivo al fine di rendere un buon servizio alla collettività. Il secondo è per richiedere con forza che le parole abbiano un senso in questo Consiglio e in questa legge. La partecipazione è una cosa seria. I colleghi dicono che questo è stato un percorso partecipato. Non è vero. È stato un percorso raccapezzato per tenere insieme diverse istanze. Mercoledì ci siamo sentiti dire in commissione: ci piacciono i vostri emendamenti, vediamo come farli entrare nella nostra proposta. E no, questo non è un percorso partecipato, come dite voi. I percorsi seri di costruzione collettiva delle idee prevedono momenti chiari a cui fare corrispondere azioni diverse, momenti di raccolta delle idee, di analisi, di confronto, di stesura a più umani. Questo è un percorso partecipato e l'abbiamo iniziato forse più concretamente venerdì mattina e solamente oggi siamo riusciti a sottoscrivere a firma lunga alcuni emendamenti. Alla stessa misura, e questo mi interessa ancora di più, richiedo con forza che le parole partecipazione abbiano un senso in questa legge. Rifiuto totalmente l'idea che questa legge fissi principi di partecipazione che poi devono essere messi in pratica e resi operativi dai regolamenti della Regione, senza nemmeno provvedere un parere dei rappresentanti nominati dalle comunità dell'economia solidale. Con le modifiche introdotte dalla maggioranza, la Regione decide le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee della comunità, nonché i criteri di ammissione dei suoi partecipanti. B. Le modalità di convocazione del forum. C. Le modalità di convocazione e di funzionamento del tavolo. E infine D. La modalità e i criteri di attuazione delle iniziative previste. Non secondario, rifiuto l'idea che non sia lasciato spazio ai cittadini di autoregolamentarsi e soprattutto che i regolamenti decidono la modalità e i criteri di attuazione delle iniziative. Insomma, noi decidiamo quali cittadini possono partecipare, come e quando devono riunirsi. Non credo che sia assolutamente questa la direzione che in futuro deve prendere questa legge. E per questo gli emendamenti che noi proponiamo e che riteniamo fondamentali insistono sulla necessità di creare un contesto culturale che si rifà ai principi dell'economia solidale per la costruzione di comunità locali la cui coesione si basi sui principi di solidarietà e cura dei beni comuni. È per questo che proponiamo che presso le istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado la Regione promuova specifici progetti e interventi di sperimentazione di forme di economia solidale per la diffusione della cultura, della reciprocità, della collaborazione solidale, della gratuità, della responsabilità verso il bene comune. E parimenti vorremmo che il portale web dell'economia solidale fosse pieno di contenuti. Certo, il fine deve essere divulgare principi, obiettivi, criteri e modalità operativa dell'economia solidale, ma soprattutto deve, a nostro avviso, informare in merito alle pratiche e ai progetti di economia solidale avviati e promuoverne l'adesione. E non ultimo, promuovere le comunità dell'economia solidale quali laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale, in funzione della valorizzazione della dimensione locale. Questa legge, in fondo, non è che un primo germe di una legge sulla partecipazione. Forse è questo che è stato difficile generarla, perché non siamo abituati, o siamo forse inconsciamente riluttanti a fare ciò che la partecipazione impone, e riconoscere che le opinioni di tutti contano, prenderci del tempo e, non ultimo, perdere la quota di potere che ci siamo ritagliati. All'inizio di questo percorso, il Forum dei Beni Comuni ci ha chiesto due cose: che la Regione riconosca i soggetti dell'economia solidale, le loro forme di organizzazione e rappresentanza e che riconosca loro un luogo di confronto istituzionale. 2. Che la Regione supporti la diffusione delle loro pratiche e dei loro progetti. Il movimento 15M e l'esperienza della città di Porto Alegre sono stati momenti fondanti ed esemplari della cultura della partecipazione e sono stati organizzati attorno ai tavolini in una piazza. Qui si è riusciti a proporre la comunità di economia solidale, la cui forma giuridica non è ancora ben chiara,
che si riunisce in assemblee, che vota i loro rappresentanti al forum, che vota i propri rappresentanti al tavolo, che dialoga con le istituzioni che, sottolineo, votano senza consultarli 4 regolamenti diversi, ho quasi finito, che disciplinano tutti i momenti della partecipazione. Forse, se si fosse riuscito a organizzare un percorso chiaro e condiviso di stesura della legge, saremmo riusciti a fare meglio. Riteniamo che questa legge sia una grande occasione che è stata effettivamente colta. Fa riconoscere alla politica la voce dei cittadini che si organizzano. È una grande occasione persa. Avremmo potuto dimostrare che i principi della legge li abbiamo capiti, li abbiamo fatti nostri e li abbiamo messi in pratica nel nostro lavoro quotidiano all'interno di questo Consiglio.